ogni volta che esco dovete farmi un grande applauso, perché se non cado con i sanpietrini da Caspillo sono già bravissima, quindi vi chiedo ancora un forte applauso per me e per tutte le ragazze che sfileranno questa sera. Grazie a tutti per essere qui questa sera così numerosi. È veramente bello vedervi qui in questo paese, Ala dei Sardi, dove la verità non ero mai stata e sono davvero felice di essere qua. Vorrei ringraziare infatti immediatamente il comune di Ala dei Sardi per ospitarci in questo posto bellissimo, in questo paese, in questo centro storico così caratteristico, l'associazione Crazy Event e ovviamente Capoterra 2000 Academy ed M Comunicazione che organizzano questa serata. Grazie a tutti loro. Ma prima di iniziare questa serata dedicata alla moda, ma anche allo spettacolo, al ballo sardo, avremo tante sorprese nel corso di questa serata. Io vorrei aprire la serata, fare una bella chiacchierata con l'assessore alla cultura Mario Doneddu. Eccolo qua, buonasera Mario. Sportivissimo, giovanissimo. Beh, un assessore alla cultura deve essere così, quindi bisogna essere sempre in forma. Ti passo il microfono perché sono certa che vuoi salutare i tuoi cittadini. Buonasera a tutti, benvenuti. Scusate, ma sicuramente qualcuno di voi mi sta sbagliando. Niente, ringrazio tutti da parte di Mario, tanto mi conoscete tutti, ringrazio Crazy Event da parte del comune, ringrazio l'associazione Tradizione Popolare Alese per la presenza e anche tutti voi presenti, nient'altro. Grazie Mariano, grazie Mariano, grazie Erika, complimenti e buona manifestazione. Grazie Mario, grazie a te, grazie per essere qua. Ebbene, sembrerebbe che stiamo per entrare nel vivo di questa serata, come vi ho detto, dedicata alla moda, dedicata allo spettacolo, dedicata alla cultura, di fronte a questa bella chiesa in questo bellissimo centro storico. E ho il piacere di iniziare la serata con Barbara Dalu. Ha sempre pensato che sia importante esprimersi, a condizione che i sentimenti siano reali e tratti dalle proprie esperienze. Questo accade quando crea un abito, si esprime attraverso ricordi di esperienze passate che hanno lasciato un segno in lei, riaffiorano come dolci caramelle zuccherose. Esistono due parti di lei, quella sinistra è sognatrice, fantasiosa, sensibile e passionale, quella destra è audace, sfacciata e pura. Solitamente sono un incontro di box, ma nei suoi abiti convivono benissimo. Desidera ardentemente rievocare gli anni 40 e 50, gli anni delle pin-up, di Marilyn e di Audrey, gli anni dove le donne profumavano di eleganza, fascino ed erano meravigliosamente sexy, gli anni dove il misticismo era d'obbligo, dove si sapeva tanto, ma non tutto. Io le rivolgo un ringraziamento molto speciale perché questa sera anch'io indosso un suo abito. Barbara Dalu! Ce la possiamo fare. I feel like dancing, it feels so comforting. My heart ignores it, let's get down to it. Counting the bits I've fallen again. You were in my sleep, dwelling on my mistakes. Revelation comes to people in all kind of ways. I hear it, I hear it. You've been warned. In a loop, in a loop, in a loop, in a loop. In a loop, in
Revelation, trying to be strong and fading away. I hear it, I hear it. In a loop, in a loop, in a loop, in a loop. In a loop, in a loop, in a loop, in a loop. All over again. In a new limbo, it's not a tango. I'm flying solo, I'm feeling so low. Where I'm in, it feels so wrong. I just can't avoid it. Gonna rewind it, I've got to add me wanting to body back on a heartbeat. Trying to be strong, I'm fading away. In a loop, in a loop, in a loop, in a loop. In a loop, in a loop, in a loop, in a loop. In a loop, in a loop, in a loop, in a loop. In a loop, in a loop, in a loop, in a I feel like dancing, it feels so comforting. My heart ignores it, let's get down to it. Counting the bits I falling again. Questo era l'estro assolutamente inconfondibile di Barbara Dalu. Revelation comes to people in all kind of ways. I hear Congratulazioni Barbara, ancora una volta una collezione stupenda. Io ti ringrazio tanto per avermi fatto indossare quest'abito. Grazie, grazie di cuore. Grazie Barbara, grazie alla nostra bellissima Saira. Molto bene, abbiamo iniziato come si suol dire col botto, con delle creazioni veramente mistiche. E adesso, prima di proseguire con la serata, vorrei fare qualche ringraziamento ai nostri sponsor che ci supportano nell'organizzazione di queste serate. Quindi ringrazio Archeofoto Sardegna, promozione dei siti archeologici della Sardegna, Assocral, One for All, Convenzioni, Cagliari, Baobab, Villa Simius, via Cagliari 43, Box Office, vendita ticket a Cagliari, Cesi, costruzioni edili, stradali, industriali a Selargius, Caracter, stampa digitale ecologica e arredi in cartone, Epule, Centro Studi Nazionale della Cultura Enogastronomica a Capoterra, Poggio dei Pini, Ventapì, articoli tecnici industriali a Macchiareddu, Fito Mediterranea Cosmesi, la natura che crea bellezza a Cagliari, Demolizioni Congio, demolizioni industriali a Capoterra. Un grande grazie per tutti i nostri sponsor. Grazie, grazie. Ed è ora il momento di Elena Koroleva. Elena realizza gioielli e accessori. Nonostante lei abbia una laurea in economia, le è sempre piaciuta la creatività, soprattutto quando il frutto del suo lavoro porta emozioni positive alle altre persone. Un tempo era affascinata dalla floristica e dalle decorazioni per i matrimoni, ma dopo, soprattutto dopo la nascita del suo primo figlio, ha iniziato a cimentarsi con discreto successo nel ricamo con i nastri di raso e lavorando con l'argilla polimerica. Dopo il ricamo si è trasformato in micro ricamo e sempre con l'argilla polimerica ha iniziato a realizzare gli elementi per i gioielli. Così gradualmente si è interessata al gioiello, poi anche creazioni con i fiori di seta. Le sue fonti principali di ispirazione sono la donna, il suo mondo e la natura. Elena dice: tutti i miei gioielli sono per voi, mie care donne, miei clienti. La loro creazione mira a migliorare il vostro umore in una giornata uggiosa e enfatizzare i vostri punti di forza, perché ognuna di noi è una regina seppur nel suo piccolo regno. A voi Elena Koroleva Bijou.
physics is good, but deep house created for heart. Splendide creazioni di Elena Koroleva. Complimenti Elena, bellissimo. Oltre ai bellissimi gioielli, devo dire mi è piaciuto molto anche come hai abbinato tutti gli abiti. Complimenti. Grazie, grazie mille. Ed è ora il momento di Valentina Muraedda, filo conduttore di questa collezione e il punto luce, inserito in tessuti leggeri, ne fa risaltare i colori e conferisce a ogni abito una propria personalità. Valentina Muraedda, nota per i suoi abiti di grande femminilità ed eleganza, anche questa sera farà brillare le nostre ragazze. Valentina Muraedda.
fredda, per cui chiedo un grandissimo applauso, anche perché questa sera non è potuta essere qua con noi, quindi le facciamo sentire il nostro calore tramite questo video. Benissimo, proseguiamo la serata, ma prima di dedicarci ancora allo spettacolo vorrei fare qualche ringraziamento, quindi ringrazio il Baratto Cagliari, ringrazio Ecoservice Sarda, servizi ambientali ad Elmas, Pani e Turismo, agenzia viaggi e tour operator a Serramanna, SD di Sergio Dessì, realizzazione piscine a Capoterra, Generatività, coaching e consulenze per imprese, professionisti, strutture produttive e aziende di servizi sempre a Capoterra. Even Sardinia, servizi organizzativi, noleggio e vendita attrezzature a Sassari. Fart, forniture tecniche industriali a Sessi. Studio Luci, studio fotografico ad Elmas e tecnica mista grafica sempre ad Elmas. Grazie ancora ai nostri sponsor e adesso io vi chiedo un applauso veramente fortissimo perché vi devo presentare qualcuno che questa sera gioca in casa, ovvero la scuola di ballo tradizione popolare Alaese. Un grande applauso! Ho spostato la bolla, ragazzi, ma perché? Thank you.
La scuola di ballo, tradizione popolare alaese. Io scusate vengo qua di fronte, devo dire che poco prima che iniziaste, io mica lo sapevo che fossero così giovani. Sono fantastici, complimenti ragazzi, un grandissimo applauso. Tra l'altro avete idea di quanto è importante che le nostre tradizioni come il ballo sardo siano apprezzate, condivise e portate avanti da ragazzi così giovani. Fategli ancora un grandissimo applauso. E proseguiamo con la moda, proseguiamo con la nostra Paola Sailis. Dico la nostra perché Paola è veramente una realtà della nostra grande famiglia ormai da diversi anni. Paola nasce a Guasila e sin da piccola si dedica al ricamo, il suo dono innato che anno dopo anno cresce e si perfeziona. Decide di ricamarsi lo scialle per il costume folk e riproducendo l'originale ricamo di un tempo, quello che sembrava destinato a rimanere un lavoro unico diventa solo il primo di una lunga serie. I suoi scialli, inizialmente ammirati e fotografati nelle più importanti feste popolari sarde, sono ora diventati una delle bandiere del ricamo sardo in importanti sfilate nazionali ed estere. Il suo talento è ormai riconosciuto e confermato, frequenti le sfilate romane e milanesi e quelle in Russia. In virtù di tutto questo, per le sue creazioni artistiche, nel 2022 è stata insignita del premio Francesco Alziator come eccellenza in Sardegna del ricamo e della moda. I suoi fili colorati, i suoi abiti, la sua fantasia e la sua passione sono ormai un'importantissima realtà sarda. Paola Sailis.
Io ho sempre l'abitudine di presentarla così. La tradizione sarda proiettata nel futuro di Paola Sailis. Noiosa, vero Paola? Sono noiosa perché te lo dico sempre. Congratulazioni Paola, grazie alla nostra bellissima Aurora. Ed ora è il momento di Marinella Porru. Marinella Porru, la passione per la moda sin da bambina che l'ha portata a conseguire il diploma di stilista di moda, qualifica regionale di sarda teatrale, costumista e designer del gioiello, con l'ideazione del suo brand Preziose Creazioni Marinella. Ha unito le sue competenze di progettazione del costume e tecniche sartoriali con quelle del gioiello per la creazione di una sua linea di abiti gioiello e gioielli, abbinando cinture, stole e scialli per un ulteriore tocco di stile e colore. Un'unione armonica di fili lavorati a mano con l'antica tecnica del macramè, metalli nobili quali argento, 925 oro, gemme, pietre semipreziose, tessuti pregiati e pasta di fimo. Potete inoltre trovare i suoi lavori, ammirarli e acquistarli nella piattaforma e-commerce shopitu.com. A voi le creazioni di Marinella Porru.
Fili lavorati con l'antica tecnica del macramè e splendidi gioielli. Queste sono le creazioni di Marinella Porru. Complimenti anche questa sera, Marinella. Ormai ci conosciamo da tanti anni, ma anche tu non smetti mai di stupirci. Grazie. Grazie Marinella e grazie a Saida. E facciamo ancora qualche ringraziamento. Ringraziamo Giorgio Paretta che rende bello il tuo giardino anche nella tua città, a Capoterra. Gome Service di Franco Dessì, centro assistenza, pneumatici e revisioni a Capoterra. ML Costruzioni, montaggi e manutenzioni industriali a Cagliari. Windows Sardinia, organizzazione eventi, promozione e vendita del prodotto tipico sardo a Capoterra. Nicola Satta Rappresentanze, Cagliari. ASD Sailing Gym, palestra di arti marziali e fitness a Cagliari. Guida al campionato, rivista dei tifosi rossoblu a Cagliari. Furgoniamo, concessionaria online specializzata in furgoni a San Luri. Stefano Liliu Trasporti, costruzioni civili e industriali a Uta. Aragi Soul of Sardinia, il profumo originale della Sardegna a Cagliari. Caesar Hotel, sempre a Cagliari. Ristorante da Cesare, ancora una volta a Cagliari. E infine Gian Carmine Casu, rappresentanze a Capoterra. Grazie ancora a tutti i nostri numerosi sponsor che ci sostengono in tutte le manifestazioni che realizziamo in giro per tutta la Sardegna. Ebbene, è di nuovo il momento del nostro showman di questa sera. Il mio dov'è? Dove sta? È nascosto. Alverio Cau! A tenore si stampa su Baballotti, si dice così, no? Luca, vi avevo promesso che sarei tornato a parlare appunto di Limba e in effetti insomma questo è il posto ideale. Io sono molto contaminato soprattutto dal canto a tenore. Mi è capitato anche di scrivere delle cose anche a suo tempo addietro, in Barbaricino, comunque anche in Logudorese. Mi sono proprio azzardato, ma qualcuno mi ha anche corretto, la precedente era in Campidanese. Adoro il canto a tenore, mi è capitata un'esperienza particolare che nel 1987, era un anno in cui io smisi, non saletti sul palco, perché nasceva mia figlia, la mia bambina piccolina, c'ha 36 anni, e quell'anno feci il tecnico di un tenore, il tenore di Nionelli, quindi in qualche maniera mi affezionai moltissimo a questo discorso del canto a tenore, tant'è vero che il mio spettacolo poi chiude anche con un canto che vorrei proporvi, che se voi volete addormentare i vostri mariti, prendeteli in braccio, fatelo, abbracciate i vostri mariti, coccolateli sempre, non fate mancare le coccole ai mariti, mai. Fate come facevo io alla mia bambina che per 5 mesi e mezzo non ha dormito. È la prima volta che ha dormito 2 ore e io passavo tutte le notti così. Dormi in paga vippi un meu, paga e fortuna denza de Deo. Anninnia, 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 oh. Oh. Con la strofa si addormentava, col ritornello si svegliava. Un disastro! Al che ho smesso di fare il ritornello e allora magari si è dormito 2 ore una volta la prima volta. Bene, voglio proporvi invece un brano che ha un sapore particolare, perché non è altro che un brano diciamo, portato al successo da Fabrizio De André, che tutti conoscete. Lo conosciamo tutti Fabrizio De André. Un giorno lui ha portato in un disco un brano che si chiama Il Gorilla. Quanti di voi conoscono il Gorilla? Manco uno. Il Gorilla è una canzone comunque famosa, che però non è di Fabrizio. Il Gorilla è una canzone di uno chansonnier francese che si chiamava, sa spacciare in se gloria sia, Georges Brassens. Era un anarchico degli anni 50 e 60. Io ho avuto la fortuna di andare in finale al concorso a Marsico Nuovo, in Basilicata, dove è nata la mamma di Brassens, e ho portato un brano di Brassens che era Le Gorille, in francese,
poi tradotto da De André, portato a successo in Italia, e De André diceva che tutto il cantautorato genovese nasce perché è stato contaminato da Georges Brassens. Pensate quanto ha contato Georges Brassens per l'Italia e per tutto il cantautorato. Porto in finale Le Gorille, che è diventata Bette Moninca. Voi sapete cosa vuol dire? Bette Moninca, uno scimmione molto grande. Ok? Io oggi ve lo voglio proporre. La storia la sapete, la storia di una giustizia poco giusta. Pensiamoci un attimo, tanto quello che io dico voi lo codolese lo capite, quindi io cerco di trasferirvelo pronunciandolo nel migliore dei modi. Prego, regia. Da esa presone voi vidi inserrata, sa gente mirava con ojos al lutto, una monica che una mirada, chi quería narrar chi mi da futto, che pago de coro de sirgonza, sa scomares de gusto guinado, fini mirande cos animali, non ero in ue, ma l'ha insertato, e su bette tutte botte di questa galera, i due vittetti bus animale, zampe di lestra, itte manera, nara chi vidi serrata male, muringa buone su vedi fora, nara de hoi me cazzo saccana, socca lupini da e a tesora, sino che morzo e a pilcana, e su bette come su me che sta povinente, a tutto un'ara de stare attento, non mi dubbi nell'arte si zende, e se non se verrà che è maledetto, Luca sa gente forse già compreso, pure l'estra in donzi leala, pizza sa femmina chi da un peso, chi così idea è il male badata, e su pette imprese corre nel torta fuire da una lassatera il variente a passo lento una ezerba encende e uno iudi che cade uno sente tanto che tutto si succovados sabe stiamo per esto su basso iudi che pensa los ha toppados e si lo prima di incosuzzasso e su bette si de lo che senza narrata sia suffici sia bravi e Michele magari sia da un'attrice ispirata un animale che si va che mere ma simile a pro una moninca pensa su iudi che ti sale nende se non vi creo forse mi brinca ma vos cambiserosi di fadende e su bette moninca si una terra orta vuoi asseverare che in avuire a pala samuru a sune a sattera di querer dare del su chi sei venatoso sicuro ma siamo un'inca Milana contato anche sia de minca e marrone e la conferma chi l'ha provato e si non ha a tener ragione e su bette brinca saezza e non te ne duda si contadino io sono magistrato hai se non da vi scovo la zuda e si non era racconto sobrato su questi stato boschi in campura non lo si vuole contare tutto tutte subiscono una rana fura te stare mudo s'han fatto voto e su bette bollaro solo che cosa bardana te con malo e triste bordello a bocca alta su puta mamma pranchia su iudi che capitello grande mamma commenta cudo in una sentenza si l'ha condannato salti e prima commento nudo sa vita dai truco che non segato e su bette Grazie, sono sicuro che avete capito qualcosa. Alverio Cao, il nostro Alverio, bravissimo. Hai capito tutto? Tutto no, perché io sono un po'... Sì. Diciamo che non capisco tutto lo gudorese, però il gorilla lo conoscevo assolutamente. Grazie di cuore, ciao, a dopo, state lì. Grazie Alverio. Dai. Ebbene, prima di proseguire con la moda io voglio fare 4 chiacchiere con il sindaco Francesco Ledda.
Buonasera Francesco, grazie per essere qua, anzi grazie perché ci ospitate in questo bel centro storico. Senz'altro anche tu vuoi salutare i cittadini. Tanto benvenuti a tutti e naturalmente ringrazio Mariano, Erika per avere qui l'Academy 2000 di Capoterra, è un onore per noi. Soprattutto è anche un momento di promozione del territorio, avere questi stilisti sardi qua dalla dei Sardi è tanto, per noi è tanto, e quindi faccio veramente a tutti quanti una buona serata, un buon proseguimento di serata da parte mia e dell'amministrazione comunale. Grazie. Grazie a te Francesco, grazie mille. Sappi che è un onore per noi essere qua questa sera e soprattutto ti faccio i complimenti per tutti i tuoi concittadini perché sono un pubblico bellissimo e caloroso, quindi grazie a tutti voi. Ed ora ho il piacere di presentarvi Irene Picinnu, poliedrica artista che si diploma all'Istituto d'Arte di Sassari. Sperimenta diverse tecniche ma sceglie di riprendere l'antica arte della xilografia e un ritorno alla pura manualità, intaglia in legno e altri materiali, imprimendo il colore sui tessuti. Utilizza decori dello scialle sardo e della tessitura, creando una linea di accessori moderna e contemporaneamente utilizza i tessuti come quadri, con la linea volti di donna. Attraverso kimono e abiti diventano così opere d'arte. Ha esposto in diversi musei e gallerie d'arte nazionali e regionali, ma questa sera Irene Picinnu è qua con noi. Irene Picinnu! Guarda.
l'arte e l'estro di Irene Piccinu. Congratulazioni Irene. Ecco, Irene è una di quelle donne che riesce sempre a stupirmi per la sua creatività. Complimenti, complimenti Irene, grazie, grazie. Ma lo volete vedere di nuovo Alverio Cau? Io no. No, 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 sì, no. Alverio Cau! Eccolo, baldanzoso. Ma cosa ti sei ma sei una Lo so. Ma sei una meraviglia. È tutto in tema. Sì, veramente. Perché devo trattare un tema elettrico. Sì, vero? Sì. È per quello che hai messo il blu elettrico? Sì, io adoro il blu elettrico. Anch'io, mi piace tantissimo, ti dona molto, Grazie. si intona i capelli. Costumino anni 70. Questa è una giacca, una vecchia giacca di una band importante di Loristanese che erano i Barritta, spessa, di allora. Sì, avevano proprio questa divisa. Una giacca così, bellissima. Grazie. Non posso che lasciarvi in compagnia di questo splendido uomo, Alverio Cau. Grazie soprattutto per la parola uomo. Grazie, molto gentile. Dunque, effettivamente perché insomma questo colore? Voglio parlarvi un momento di un problema che ci sta un po' a tutti, credo, a cuore ormai, perché siamo davvero, come dire, fagocitati, che non so cosa vuol dire, ma quando lo dico la gente, è dai social. Da quello che è l'information technology, tutto quello che ci sta avvolgendo, quello che ci sta succedendo. Io l'ho vissuta perché io sono un pensionato di una camera di commercio, ok? Quindi ho vissuto proprio tutto il processo digitale, quello che oggi ci costringe a stare tutti a casa. Tutto quello che c'è da fare lo si fa da casa. Io sono diventato adesso una specie di piccolo patronato per mia suocera, faccio tutte le pratiche da casa e questa è una cosa che bisogna far riflettere un po' tutti, ma voglio parlare soprattutto dei ragazzi, perché i ragazzi chiaramente oggi fanno un po' di fatica a stare fuori da lì, nel senso che sono tutti dentro lì, tutto ormai è social, tutto si fa lì. Tra voglio dire WhatsApp, Instagram, Skype, Google, tutto quello che c'è da fare si fa là dentro e probabilmente si comunica abbastanza poco, quindi la comunicazione scomunica. Oggi tutto è touch, perché siamo sempre davanti a un touch, ma nessuno più touch. E quando ci si incontra tra ragazzi, tutti touch. Ci sono sempre i pollici che lavorano, no? Non so se state vivendo questa esperienza, che è molto importante. Io lo lancio perché l'ho vissuto anche con mie figlie, ho avuto la fortuna che loro comunque sono riuscite a non farsi portare là dentro. E voglio dire che se si fa tutto da lì, vuol dire che si fa tutto a distanza. Ho fatto l'adolescenza negli anni 70, quando non c'era una cabina telefonica in tutto il paese, dovevi fare la coda. Ok, per incontrare la donna che volevi, la ragazza che volevi, dovevi davvero, sai, il classico bigliettino. Dopodiché se lo prendeva, bastava un battito di ciglia, ok, ed eri fidanzato ufficialmente per tutto il paese, sempre. E infatti poi l'ho sposata. È successo proprio questo in sostanza, no? Allora, stiamo attenti. Io vedo che oggi tutto è tutorial. Io sentivo l'altro giorno, ero a casa di un amico, il figlio, che gli diceva: "Oh babbo, me lo fai un panino con mortadella?" Un panino con mortadella, il babbo si è anche arrabbiato e gli ha detto: "Ascolta, guarda nel desktop, c'è un link, c'è un click, un'icona, click, c'è il tutorial del panino con mortadella e non rompere." Ed è così anche per il panino con mortadella, oggi è tutto tutorial. Giocare la murra oggi si gioca a distanza. C'è un sito www.ololaionline.murrabella.mio. La gente la gioca a distanza, cioè no, non sto scherzando ragazzi, entrate. Io ho chiamato un mio amico Piorgosolo, un pastore, gli ho detto: "Senti, vorrei imparare a mungere le pecore, vorrei mandarle nel tuo ovile." E mi ha detto: "Alverio, entra nel blog." Nel blog, a fare che cosa? Ti appare una pecora, tu clicchi sulla mammella e vedrai che puoi mungere come se fosse vera. Stai attento che se esce una finestra di allarme vuol dire che stai sfittando il capezzolo e esce ricotta. Problema serio, si fa tutto a distanza, adesso si fa anche braccio di ferro a distanza, a torpè, o me lo scendo, giù. È così ragazzi, il sito poi di Orgosolo, se mi mungi non mangi, o se mangi mi mungi, .eia. C'è capito? È una cosa incredibile sta cosa.
Quindi io ho pensato che dovevamo già fare qualcosa tempo fa e ho lanciato, ci ho ragionato sopra e ho scritto una canzone che si intitola Mi manda Raimondo, cioè qualcuno che ti consiglia di uscire da lì, di andare a incontrare la gente come stasera, di familiarizzare. E quindi ve la voglio presentare, così facciamo anche una riflessione su quello che sta succedendo con questo, che i ragazzi fanno tutto a distanza e quando si incontrano probabilmente, cioè, hanno fatto già tutti i preliminari a distanza. Io ero campione regionale di preliminari negli anni 70, pensa, oggi arrivano che vanno direttamente al sodo e magari non è sodo, è alla coppa. Prego. Vai su YouTube, Bluetooth, Facebook, download dall'arte tutto touch, collegati e scollegati e i profili sono di faccia. O c'è l'iPad o c'è l'iPod, ahimè che iPhone è troppo figo, e post e tweet e card e nick e pin e book e doppio clic, e rom e ram e spot e spam e non c'è trucco e non c'è inganno, se non è la cancelletti in casa sto col mouse in mano, se stestimo non postimo, se postimo starestimo, se tu ci stesti anche io ci stesti, allora io sì che allora io sì che allora ok, mamma mamma, mamme mimma, mamme mi manda Raimondo, il messaggio, il massaggio, se massaggi l'assaggio, la TV non è più qui, allora io sì, sì che allora ok, il DJ e DJ, allora io sì, sì che allora ok. Sì che allora ok. E allora? E beh. E allora? E beh. E allora? E beh. C'è il campo in tutti i campi, in zona d'ombra il sole c'è, parenti larghi a banda stretta e lavoro cerca te, anche la chiocciola ci sta tutta attaccata per esteso punto di confavelarte, virus test in quarantena, mentre di il sesso assai lo fai online, se le ti appare sul display, col digitale o col manuale stai sicuro più che mai, si fa l'amore senza fili e senza figli, se wireless, se lo dice sopra di me, allora io sì che allora io sì che allora ok, mamma mamma, mamme mimma, mamme mi manda Raimondo, il messaggio, il massaggio, se massaggi d'assaggio, la TV non è più qui, allora io sì, sì che allora ok, il DJ e DJ, allora io sì, sì che allora ok. Sì che allora ok. Grazie. Buone riflessioni a tutti. Grazie. A Tulano Melu con Sallugia, Ceminateci di Naudi, anche basatevi una cresta. Non fate mai mancare gli applausi. Grazie di cuore. Se voi non steste io non fosti. Ciao. Grazie carissimo, grazie. Ebbene, adesso è il momento di Roberto Bortolussi. Roberto Bortolussi nasce in Friuli e sin dalla più tenera età scopre di avere un naturale talento per il cucito, e quando quindi capisce che questa sarà la sua vita si trasferisce a Milano per frequentare la Marangoni, un'importante scuola di moda. Nel capoluogo lombardo ha la possibilità di collaborare con la sartoria di alta moda Vicky, e qua ha la possibilità di vestire le più grandi personalità del jet set come Maria Callas o la contessa Gusta. Dopo l'esperienza milanese torna nella natia Udine, apre un suo atelier e le sue collezioni sfilano nelle più importanti città europee. Tuttavia quest'anno festeggia i suoi 40 anni in Sardegna, perché nel 1983 incontra questa terra che conquista il suo cuore, tanto da trasferirsi a Cagliari, dove tuttora crea ed esercita in via del Collegio numero 4. Questa sera presenterà una collezione dedicata ai fiori. Roberto Bortolussi.
تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا تندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا تندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي معاك معاك قلبي معاك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي معاك معاك قلبي معاك عمري E questa era la collezione di Roberto Bortolussi. Vi chiedo ancora un grande applauso per Roberto che questa sera non può essere qua con noi, ma manda il suo affetto a tutta Ala dei Sardi. Benissimo, ancora qualche ringraziamento prima di procedere con la serata, siamo quasi alla fine ma ci riserva ancora qualche sorpresa. Quindi ringrazio Soccorso Stradale Pale Curreli, Autotrasporti e Soccorso a Capoterra, Lellos Garden, realizzazione di giardini e opere verdi a Villa Simius, Udella Sport, premiazioni per tutte le vostre ricorrenze a Cagliari, Risana Sarda, ricerca e sviluppo ambiente a Capoterra, Seconda Mano, mercatino dell'usato a Cagliari, 3C Prefabbricati Orosei, Spazio.it, servizio di internet e marketing e azienda di software, Gewi Limited Edition, gioielleria alla Corte del Sole di Sessu, Onda Marina Rooms and Suite, affittacamere a Cagliari, Worldwide Service Logistic and Shipping, ricezione, stoccaggio e spedizione dello zolfo solido ad Assemini, Aligo, servizi ecologici a Musei, Sardegna Magazine, il magazine per il turista in Sardegna a Cagliari e infine Consaura Finance, consulenza e assistenza per le imprese per migliorare il ricorso al credito. Grazie ancora a tutti i nostri sponsor e adesso ho di nuovo il piacere di ripresentarvi la scuola di ballo tradizione popolare alaese, ma prima di tutto vorrei che riusciamo a fare un bel tanti auguri a te per Emma che compie 7 anni. Un grande applauso per Emma, tanti auguri! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Emma, tanti auguri a te. Amore, sono emozionata. Ciao, bellissima, 7 anni oggi e stiamo invecchiando, eh? Ma fregatene, hai ancora tempo prima di arrivare ai miei. Tantissimi auguri tesoro e complimenti per questa bellissima passione, il ballo che porti avanti con tutti i tuoi amici. Complimenti. Un grande applauso per Emma che compie 7 anni. Ed ora voglio qua tutta la scuola di ballo tradizione popolare alaese per chiudere in bellezza questa serata, quindi un grandissimo applauso
per la scuola di ballo Tradizione Popolare Alaese. E Gianluca.
La scuola di ballo, tradizione popolare, Alaese, splendidi. Vorrei dire che hanno ballato anche sui gradini, che non è facile. Bravissimi, veramente bravi. Congratulazioni ancora, non potevamo chiudere questa serata se non con questo fantastico gruppo di ballo. Io procedo ai ringraziamenti di questa serata perché siamo ormai giunti al termine. Voglio ringraziare M Comunicazione, Capoterra 2000 Academy, il comune di Ala dei Sardi, l'associazione Crazy Event, i nostri main sponsor P-Bread, Natural Bakery, Keracol di Enrico Magia, rappresentante per la zona Cagliari, TechFind di Giuseppe Bulugiu, New Line impianti elettrici, Full Media Service, Capri, tutti i nostri main sponsor. Ringrazio tutti gli stilisti, i sarti, le sartorie che hanno preso parte a questa serata, quindi Marinella Porru, Paola Sailis, Barbara Dalu, Irene Piccinu, Elena Coroleva, Roberto Bortolusi e Valentina Muredda, grazie a tutti loro. Ringraziamo ancora una volta gli ospiti della serata, Alverio Cao e la scuola di ballo tradizione popolare Alaese, grazie. Ringraziamo tutte le modelle di Capoterra 2000 Academy, sono state bravissime e bellissime come sempre. Il nostro group manager Mariano Marras, le nostre make-up artist che ringraziamo perché ci rendono ancora più carine possibilmente, Francesca Senzu e Iatrime Trillos. Ringraziamo la nostra hairstylist Mary France Crobo, che ringrazio anche per avermi organizzato questa conciatura. Ringraziamo lo staff organizzativo Noemi Ibba, le coreografie Erika Ezzi, audio, luci e musiche SVL Sinergie, i nostri ragazzi eccoli qua, girano tutta la Sardegna. Riprese montaggio e montaggio video Jonathan Perra. Fotografie Riccardo e fotografia con Riccardo Moci e Katiuscia Sias. Qualora non fossimo bellissimi, loro riescono a renderci sempre stupendi. Il nostro direttore della fotografia Enrico Loci, il nostro ufficio stampa Roberta Gallo e i nostri media partner RM2, Catalan TV e Radio Sintoni, che sono rispettivamente la TV ufficiale dei nostri eventi e la radio ufficiale dei nostri eventi. Per ultimi, ma niente affatto ultimi, ringrazio tutti voi perché, come dico sempre a fine serata, noi possiamo fare delle cose bellissime, ma se non c'è un pubblico come voi non si fa proprio niente, e quindi vi faccio un grande inchino. Grazie. Alla prossima!